Ciao, buongiorno. Allora, oggi prima escursione del 2025. Viste le condizioni meteoclimatiche, ho deciso di fare un giretto tipico per questo periodo dell'anno, se non si vuole trovare troppa neve. Quindi un giro di media-bassa quota. Sono nella zona di Chiusaforte, salirò al Monte Plananizza, che sostanzialmente si trova a nord di Chiusaforte, in quella zona montuosa tra la Valle del Fella e la catena del Zugdalbor. La zona è ricca anche dal punto di vista storico, oltre che essere abbastanza selvaggia. Ci sono delle mulattiere di guerra e soprattutto sulla cima del Monte Plananizza c'è un osservatorio militare di cui te ne parlo dopo. Inoltre ti consiglio di seguire il video, in quanto vorrei fare anche un discorso sul mio canale YouTube e su come proseguirà in quest'anno. A dopo. Allora, sotto una leggerissima nevicata, più che altro penso dovuta all'abbassamento delle nuvole, sono arrivato sul Monte Plananizza, 1555. Qui sulla cima ci sono queste strutture, sono delle antenne della protezione civile, poi c'è una piccola croce e c'è quello che resta dell'osservatorio militare. Ora, io mi sono riparato qui dietro la struttura perché tira anche un po' di vento. Vediamo se riesco a mostrarti qualcosa. Allora, le nuvole si stanno abbassando. Prima vedevo abbastanza bene Sella Nevea e anche un po' il Canin e il Sart, però in realtà adesso è tutto, insomma, le nuvole si stanno abbassando. Questa è la Valracolana, qua sotto, laggiù, c'è Dogna. L'osservatorio militare è qui dietro, praticamente Chiusaforte è da questa parte, qua sotto. Quella lì è un pezzo della Val Resia, dovrebbe essere Tigo di Resia, questo qua sotto. Quindi questa montagna non è molto alta, ripeto 1500 metri, però non ha altre grosse montagne più alte. A nord sì, ma verso le valli di interesse, per cui Canal del Ferro ed eventualmente Valracolana. Questo era un ottimo punto di osservazione, soprattutto per dare indicazioni al forte del Col Badin, che praticamente è in questa direzione. Te lo faccio vedere dopo, che ci dovrei passare vicino.
quindi praticamente da questa postazione i militari riuscivano a dare delle indicazioni per le batterie di cannoni che si trovavano sul Col Badin, credo anche sul Monte Festa e forse qualcosina anche sul quel della Baretta, che è un po' più in là, però quello è un forte molto più alto, quindi probabilmente avranno già una buona visuale. Il Col Badin è un forte, diciamo, di valle, è abbastanza incassato nella vallata, per cui per riuscire a cannoneggiare in maniera più precisa avevano costruito l'osservatorio qui sopra in modo che i colpi potessero essere tarati in base a quello che vedevano da qui, che avevano sicuramente una vista migliore rispetto a sotto. Allora, mi dispiace di non essere riuscito a farti vedere bene un po' qua la cima e cosa si vede, però veramente il tempismo è stato perfetto. Sono arrivato e le nuvole si sono abbassate e non si vede niente, se non qualcosina sempre qua davanti a me dogna un po', e poi si è alzato sto vento veramente freddo e vabbè, è andata così. Allora, con il 2025 sono 10 anni praticamente che pubblico video su YouTube con una certa regolarità. Il canale in realtà è un po' più vecchio, io l'iscrizione l'ho fatta nel 2007, però caricavo qualche video a caso così. Poi effettivamente nel 2015 ho iniziato a caricare i video con una certa regolarità. Prima erano video di giri in mountain bike, poi dopo un anno e mezzo circa ho iniziato a trattare principalmente le escursioni, il trekking e il mondo della montagna. Se mi segui in maniera assidua forse avrai notato che già da un paio di anni, ma soprattutto nel 2024, ho pubblicato davvero poco. Ti dirò sinceramente, mi è passata un po' la voglia non tanto di registrare i video quanto di montarli in un modo che possano essere quantomeno un po' interessanti, cercare la musica, la copertina, la descrizione, insomma c'è molto lavoro e mi è passata la voglia, sono sincero. Pertanto per quest'anno comunque credo che continuerò a pubblicare qualcosa, pubblicherò un po' come l'anno scorso, quello che mi piace, quello che ritengo un po' più interessante, sia per quanto riguarda il trekking che per quanto riguarda la bicicletta. Gli sci, video di sci non lo so, ho avuto feedback anche positivi da parte di chi mi segue, però non mi piacciono più di tanto perché la salita non è che posso fare più di tanto se non qualche panoramica e parlare, e poi la discesa anche lì dipende, se la neve è bella si riescono a fare belle clip lunghe, se no le clip sono molto spezzettate, non lo so, non mi ha mai convinto più di tanto i video di sci alpinismo. Vediamo, anche perché quest'anno fino adesso la neve non è che ci sia neve, quindi praticamente ho fatto un'uscita con gli sci in pista e nient'altro. Quindi vedremo un po' come andrà quest'anno. Ripeto, probabilmente continuerò anche per quest'anno a pubblicare qualcosina, ma forse, dico forse, è una mia sensazione, potrebbe essere l'ultimo anno di pubblicazioni. Poi il canale resterà ovviamente, però sì, non è che lo chiudo, però molto probabilmente questo sarà l'ultimo anno. E comunque se sei interessato in quello che faccio, se vuoi un po' seguirmi nei miei giri in montagna, ti consiglio di seguirmi su Instagram. Lì comunque quando io vado a farmi il giretto metto qualche storia, magari faccio qualche reel, quindi ecco, se vuoi mantenermi come spunto per qualche giro, ecco, se mi segui su Instagram, lì trovi tutto quello che faccio. Ora inizia davvero a fare freddino, io riparto, scendo a riprendere il sentiero del CAI e poi farò altre 2 cime prima di rientrare a Chiusaforte, di cui adesso non mi ricordo il nome, quindi man mano che le raggiungo poi o lo scrivo o te lo dico. A dopo. Allora, quello che vedi qui
questo è il forte del Colle Badin, che chiaramente dominava tutto qui il tratto della Valle del Fella, che da qui sotto arriva all'imbocco della Val Racolana e poi gira, dopo Chiusaforte, verso Dogna. Chiaramente 100 anni fa l'autostrada non c'era però probabilmente già questa caserma, che è una delle molteplici caserme che ci sono in Val Canale e Canal del Ferro. L'osservatorio di cui ti ho parlato prima, quello sulla cima del Plananizza, dava informazioni a questo forte per eventuali cannoneggiamenti in caso di aggressione da parte dell'esercito austro-ungarico. Allora, sono quasi arrivato, il giro mi è piaciuto, un bel giro, un po' quello che mi aspettavo. Qui chiaramente la montagna è molto ripida, molto scoscesa, quindi i sentieri devono copiare le asperità del terreno per salire di quota, per cui si fanno magari dei traversi in terreno boscoso, erboso, poi ci si infila in dei canalini, si risale attraverso il bosco, poi si ritaglia attraverso sempre queste cengi, questi canalini, quindi sì, un percorso che a me soddisfano particolarmente, questi giri così, anche magari un po' di bassa quota. Poi dalla cima, vabbè, la vista in teoria doveva essere una bella vista, io sono riuscito a vedere qualcosina giù in valle, non granché, però insomma nel complesso un bel giro. Non mi aspettavo di trovare così tanta neve, soprattutto al rientro ho trovato un po' di ghiaccio anche sotto il Plananizza, e poi praticamente per il sentiero, quello che passa al di sotto del Monte Belepeit, lì l'esposizione è prettamente nord, quindi c'era ancora neve. Fortunatamente il versante a nord ha mantenuto la neve un po' morbida, quindi poi in discesa non ho trovato molto ghiaccio, però probabilmente un 10-15 giorni fa avrei fatto un po' di più fatica a concludere il giro, quindi probabilmente è un giro migliore, sicuramente ottimo per il periodo autunno, tardo autunno o primavera. In primavera bisogna stare attenti alle zecche, purtroppo questa è zona abbastanza infestata, e anche bisognerà probabilmente stare attenti a un altro animaletto fastidioso, alla processionaria. Ci sono ampie porzioni di bosco di pino comune o pino silvestre molto infestate, ci sono davvero tanti nidi. E probabilmente passando in primavera, quando c'è la schiusa, ci sono un sacco di bruchetti, e quindi sicuramente bisogna stare molto attenti se si viene col cane. Però vista la quantità di nidi, probabilmente è un po' pericoloso anche per noi, in quanto poi con l'aria sti pelletti possono anche volare in giro e comunque finirci addosso, quindi non sono cose insuperabili, bisogna prestare un po' di attenzione, il giro si fa lo stesso, però sono comunque aspetti da valutare quando si decide di affrontare questo giro. Io poi in realtà, a differenza del giro diciamo classico, quello che viene chiamato l'anello del Monte Plananizza, per il rientro ho sfruttato questo sentiero che passa sotto questo Monte Belepeit, che non è un sentiero CAI, è una traccia su mappa tabacco, quelle che si definiscono traccia nera. Poi in realtà è sempre ben segnato, ci sono dei bollini rossi, non si fa fatica a seguirlo. In realtà il giro prevede, mi sembra, il sentiero CAI 426 e 425, un giro un po' più lungo, praticamente da dopo il Belepeit si prosegue un po' verso nord, verso una forcella, adesso non ricordo il nome, e poi si gira e si torna indietro, si ripassa per questo sentiero e si torna giù. Si aggiungono un paio di chilometri. Si dovrebbe fare anche un tratto un po' non proprio in forra, ma quasi su un corso di un torrente. Oggi, siccome un po' l'avevo nasata la questione della neve da quella parte lì, un po' perché sono da solo, giornata un po' nuvolosa, così ho detto vabbè, faccio il giro un po' più corto, mi sono risparmiato circa 2 chilometri, però poi in realtà il dislivello verrà quasi lo stesso, quindi eventualmente se uno vuole allungare un po' il giro c'è anche quella opzione. Allora, spero che nonostante la giornata un po' uggiosa così il video ti sia piaciuto. Io ti ringrazio per avermi seguito. Sotto, come al solito, vedo di lasciarti qualche informazione sul giro e magari anche sulla storia dell'osservatorio e della cannoniera del monte del Col Badin. E quindi dai, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!